Siamo con mister Aielli dopo Chieti Giulianova, è stata una partita giocata bene, purtroppo finita con una sconfitta. Assolutamente immeritata la sconfitta di oggi. Penso che alla fine il risultato più giusto era il pari. Poi il primo tempo dominato sotto tutti i punti di vista, il secondo tempo abbiamo ripreso più o meno con lo stesso ritmo, con la stessa voglia, con la stessa determinazione, poi preso il gol e ci siamo un attimino un po' disuniti, però assolutamente non posso dire nulla alla squadra oggi. Mi dispiace che ogni volta che arriviamo a un appuntamento importante, soprattutto con i nostri tifosi, non riusciamo a regalargli una gioia importante. Secondo tempo giocato altrettanto bene, purtroppo ancora una brutta costa versa di Lalli. Noi penso che abbiamo dominato la partita sotto l'aspetto del gioco, sotto l'aspetto del possesso, ma anche sulla personalità e occasioni da gol. Purtroppo un episodio ci condanna e siamo qui a raccontare una partita persa, ma chi ha visto la partita oggi penso che ha visto una squadra sola in campo. Mercoledì nel turno infrasettimanale contro l'Acqua e Sapone, che partita sarà? Sarà una partita durissima, come potete vedere dai risultati delle altre squadre. Il campionato è duro, difficile, imprevedibile, quindi dobbiamo assolutamente aspettarci una partita difficile come tutte d'altronde.